In occasione del 1750 anniversario del martirio di Santa Restituta, avvenuto per decapitazione a Carnello il 27 maggio del 275, il Comitato dei Festeggiamenti Civili e Religiosi ha organizzato un ricco programma di eventi con ben 5 giornate a lei dedicate, tutte iniziative condivise con entusiasmo dall'amministrazione comunale di Sora. Primo appuntamento il 23 maggio con il concerto dell'Orchestra da Camera di Frosinone e di Marco Turriziani al contrabbasso con un bellissimo omaggio ad Ennio Morricone. Il 24 in piazza Santa Restituta stand dimostrativi dei reparti speciali della Polizia di Stato con la presenza della stradale, della Polizia Scientifica, della Polizia Postale, della Polizia Ferroviaria, delle unità cinofile e straordinariamente la Lamborghini Huracan. Quest'oggi l'abbiamo dedicata ai bambini, questa mattinata, e in virtù appunto della presenza dei bambini, oltre alla messa che c'è stata e Don Mario che ha poi illustrato la vita di Santa Restituta, all'esterno, come potete ben vedere, ci sono molti reparti della Polizia di Stato con le varie specialità, a cui ci sono vari stand dove i bambini possono vedere e chiedere informazioni inerenti alle loro attività. E in più abbiamo la presenza della Lamborghini Huracan, macchina bellissima, e quindi questa giornata per quanto riguarda questi bambini vedo molta presenza, quindi sono molto felice per quanto riguarda noi del comitato organizzatore. È un incontro, la polizia che viene tra la gente. Questo perché? Perché non è soltanto repressione, ma la polizia è anche prevenzione. Prevenzione è questo, su una forma di accoglienza, col divertimento gli si danno le informazioni di base sulla sicurezza stradale ai piccoli ma anche a quelli grandi. È una bella iniziativa, c'è tanta affluenza. In qualità di polizia stradale noi abbiamo allestito uno stand e nello stand della polizia stradale ci sono diverse attrezzature e più c'è questa simulazione sulla guida in stato di ebbrezza. Sono degli occhialini che danno una simulazione chiaramente visiva di quelle che sono le condizioni di ebbrezza. È un modo divertente per far capire quanto è difficile mettersi alla guida, quindi riuscire a avere come vogliamo dire, la contezza delle proprie azioni in un discorso di alterazione da alcol. Domenica 25 si è svolta una partita di scacchi con pedine umane, una rievocazione simbolica della storia di Santa Restituta attraverso la metafora del gioco degli scacchi denominata Le pedine della fede sorana, gli scacchi della Passio di Restituta, scritta dal professor Lucio Meglio e realizzata dall'associazione Il Bagaglio delle Idee, con l'esibizione del gruppo storico Spadaccini di Soriano del Cimino. In serata, per la prima volta, è andata in scena la sacra rappresentazione Restituta il coraggio della fede, ideata dal comitato promotore e realizzato dall'associazione I Commedianti del Cilindro, con la regia di Federico Mantova. Il 26 maggio, successivamente alla processione, intorno alle ore 22, esibizione del trio comico napoletano I Ditelo Voi ed a seguire serata caraibica con balli di gruppo con i migliori maestri della città volsca e dintorni. Martedì 27, giorno della festa di Santa Restituta, in piazza presente uno stand delle Poste Italiane con l'annullo postale commemorativo per il 1750 anniversario del martirio della Santa e cartoline appositamente realizzate. In mattinata all'interno della chiesa si è tenuto il solenne pontificale presieduto dal vescovo Monsignor Gerardo Antonazzo, con una importante partecipazione dei sacerdoti della diocesi di Sora Cassino Aquino e Pontecorvo. Certamente è sempre un momento, un evento, un'occasione di grande aggregazione anche sociale, oltretutto, ma soprattutto di un pensiero spirituale che restituisce continuamente, in modo permanente, un'anima al vivere quotidiano, quell'anima per la quale Santa Restituta lascia una traccia indelebile di fedeltà al Signore, ma anche, come dire, quello che noi oggi usiamo chiamare cittadinanza attiva, nel senso che la fedeltà al Signore risponde all'obbedienza del Vangelo, quindi alla sequela di Gesù. La sua cittadinanza attiva la vedo come testimonianza di una bocciatura di un potere idolatrico, di un potere dittatoriale
di un potere che non dialoga con questa nuova realtà del cristianesimo, che reprime e drammaticamente vuole impedire. Cittadinanza attiva significa rivoluzione, contestazione, bocciatura di tutto quello che non è secondo il rispetto della dignità della persona e anche delle sue idee, della sua spiritualità. Oggi parliamo molto di accoglienza, di inclusione. Il potere romano, un potere pagano, e difficilmente naturalmente questo lo poteva ammettere, si schiera contro questa nuova esperienza cristiana e infligge il martirio come segno di punizione e di repressione. Restituta non ha paura di questo, come tutti i martiri, non ha paura di questo tormento, ma anzi nella fedeltà al Signore si affida all'esecuzione anche capitale della pena che gli viene ingiustamente inflitta, ma per lasciare traccia di questa contestazione che non cede all'oppressione ingiusta, ma che cerca di difendere i valori, diciamo prima di tutto umani ed evangelici, della libertà del cuore, della libertà di coscienza e dell'impegno sociale di una visione delle relazioni che siano di accoglienza e di vera fraternità e non di esclusione. In occasione delle festività, una delegazione del comune francese di Arcis-Saint-Restitut, guidata dal sindaco Patrick Bourrel, è giunta in città per partecipare ai riti religiosi e civili.